Amici di Verde Nord-Est, l'agriturismo rappresenta sicuramente un'importante vetrina per i prodotti agricoli, ma anche un efficace strumento per conoscere ed apprezzare il nostro territorio. E proprio su questa filosofia è nato Turismo Verde. E io ho qui con me i due presidenti rappresentativi della Regione Veneto, dove ci troviamo, e anche a livello nazionale. Saluto subito, do il saluto a chi ci ospita in questo momento, a Giuseppe Gandin, quindi presidente Turismo Verde Regione Veneto, ma anche vicepresidente nazionale, e saluto anche al Walter Trivellizzi, presidente invece nazionale. Turismo Verde che ha avanzato una proposta, anzi delle modifiche ad una proposta di legge che vada a dare maggiori risposte ai suoi associati. In definitiva, che cosa proponete? Allora, noi abbiamo già inoltrato una proposta alla Regione Veneto dove chiediamo soprattutto di togliere quelle che sono le percentuali, perché riteniamo importante che vengano tolte queste percentuali, dando più possibilità al mondo agricolo di crescere. Cioè, mi spiego meglio. Allora, adesso la legge attuale prevede il 60% dell'azienda agricola, 25% da altre aziende agricole e 15% del libero mercato. Noi vorremmo, fermo restando il 15% del libero mercato, vorremmo eliminare quei 60 e 25, che tanto un'azienda agricola deve comunque presentare un piano e deve essere produttiva, deve avere il suo monte ore come previsto dal piano. Perciò, se un'azienda agricola invece di produrre 50 tipi di prodotti, dall'allevamento alla patata, al vino, al radicchio, al pomodoro e così, si specializzasse su 2 o 3 prodotti, cioè la viticoltura, l'allevamento, quei 2 o 3 prodotti che sono bravi a fare, li fanno bene, si attrezzano bene per questi prodotti e poi gli altri prodotti vanno a acquistarli da altre aziende agricole o agricole proprio puramente agricole, anche se non hanno l'azienda agrituristica, da altre aziende agricole, perché ci sono delle bravissime aziende agricole che fanno per esempio la trasformazione del maiale, fanno dei salami stupendi, perché noi non dobbiamo andarli a acquistare da loro, crearli un reddito migliore, non farli andare nel mercato, cioè essere prede dei commercianti dove ti vanno poi a sminuire quello che è il valore del prodotto finale, e somministrarlo noi nei nostri agriturismi, nelle nostre aziende. Perciò dico, se noi ci specializziamo su 2 o 3 tipi di produzione, li facciamo bene e il resto andiamo a prenderlo da altre aziende agricole. Questa mi sembra una cosa molto importante. Come quello anche di semplificare un po' quella che è tutta la parte burocratica amministrativa. Sì, e difatti qua avevamo un assessore all'agricoltura che per il Veneto ha fatto, prima per la provincia di Treviso, poi per il Veneto, ha fatto delle cose eclatanti e perciò stava lavorando in questo progetto, sicuramente adesso lo porteranno avanti i suoi successori. E qua adesso speriamo, e ne sono sicuro conoscendolo e avendo lavorato assieme, che sistemerà l'agricoltura anche a livello nazionale, perché finalmente abbiamo l'uomo giusto al posto giusto. Di conseguenza si vede che si sta muovendo con decisione e con la fermezza che le sono caratteristiche da sempre. Lo ringrazio perché è doveroso da parte nostra. Noi qui siamo baciati dal vento, ci troviamo su un'imbarcazione che ci porta a spasso tra la laguna veneta, uno dei tanti bei posti che l'Italia, e in questo caso il Veneto, vocato a questa realtà. Presidente Trivellizzi, il turista sceglie sempre di più ormai di fare vacanza andando a visitare direttamente i luoghi, li vuole vedere respirare. Quindi la qualificazione, c'è già una legge nazionale, una legge quadro che opera in tal senso, che però insomma può anche essere migliorata. Sì, c'è una legge nazionale che è di 2 anni fa, quindi è bene non pensare ad altri miglioramenti, cerchiamo semmai di applicarla. L'aspetto importante è proprio questo, che l'agriturismo italiano è la vetrina del territorio, perché solo in Italia per legge l'agriturismo è strettamente connesso all'attività agricola, cioè solo in Italia dietro l'agriturismo c'è sicuramente un'azienda agricola, c'è una famiglia di agricoltori, c'è un certo tipo di ospitalità, quindi l'agriturismo merita di essere promosso adeguatamente sui mercati nazionali e internazionali, esattamente come un prodotto tipico, uno dei tanti prodotti tipici italiani. E intanto è uscito il
sole, il che significa che insomma venire da queste parti significa anche trovare il sole nelle giornate più incerte. Io ringrazio i miei ospiti e noi qui continuiamo il nostro giro sulla laguna veneziana. Grazie.